9 comuni, 25 candidati sindaco, 39 liste e un esercito di aspiranti consiglieri comunali. La Marca si prepara al voto, 134.972 cittadini chiamati alle urne, una tornata elettorale relativamente piccola in numeri assoluti. L'anno prossimo si voterà in oltre 50 comuni, ma particolarmente significativa come test dopo le vicende nazionali. Riflettori puntati sul capoluogo con una sfida a 6 e dove 68.725 trevigiani potrebbero essere richiamati al seggio il 24 giugno nel caso nessuno dei candidati raggiunga la metà più uno dei voti. Ballottaggio che potrebbe proporsi anche a Vedelago, per la prima volta visto che il comune castellano ha superato quest'anno i 15.000 abitanti. Qui a sfidarsi per la poltrona di sindaco sono in 3. Urne aperte anche a San Biagio di Callalta, 2 candidati sindaco, sfida diretta dunque come a Motta di Livenza, 2 candidati sindaco in lizza per Mareno di Piave, come 2 sono le aspiranti sindaco di Istrana, ma qui la sfida è tutta al femminile. Ben 4 gli sfidanti a Nervesa della Battaglia, 3 le liste e i candidati sindaco a Castello di Godego. Caso singolare quello di Moriago della Battaglia, dove a decidere sarà l'affluenza, visto che l'unico candidato è il sindaco uscente. Nel caso non si raggiunga il quorum del 50% degli elettori, il comune verrà commissariato. Urne aperte nella sola giornata di domenica dalle 7 alle 23. Lo spoglio comincerà subito dopo la chiusura dei seggi.